un signore di cui non faccio il nome ma che tutti più o meno conosceranno mi ha chiesto di consegnare a nome di tutto il Polesine al dottor Riccardo Zumski questa rosa. Che si chiama Mario delle Rose. Ma non si può dire, dai, non si può dire. Allora io mi presento. Complimenti, è un artista proprio, adesso vedrò. E si è comportato molto bene anche nella raccolta firme. Allora, ovviamente adesso io ti ho detto di vedere il bigliettino, tu vai avanti, Io mi sono visto il video di Lendinara e mi sono scritto qua alcune cose perché io non sono abituato a parlare in pubblico a tanta gente, al massimo 20-30 persone, quindi quando ce ne sono tante, poi di cui una piccola parte conosco e le altre no, quindi sono un po', tra virgolette, timoroso, ma non ci è credo il mio neanche. carattere. Sì. E allora, a Lendinara si era fatto un po' il riassunto di quelle che sono le cose che sono scritte qui sul volantino, no? Libertà e diritti naturali, ambiente e territorio, economia, identità veneta, sanità pubblica, saper amministrare. Allora, partendo dall'identità veneta, allora noi siamo qui in Polesine e adesso qualcuno avrà già sentito questo discorso, altri no, io lo faccio comunque. E la mia famiglia abita qua da 250 anni nella zona tra il Canabianco, tra Bosaro e Arquà. Quindi quando qualcuno mi chiede di dove sono, allora io sono originario di Bosaro, mia mamma è di Costa, ho abitato a Rovigo, abito a Lendinara, quindi io faccio fatica a dire di dove sono, però sono polesano, quella terra che è tra Adige e Po, che ci contraddistingue tutti quanti, perché nella zona nostra abbiamo diversi accenti, diversi dialetti, uno più verso il ferrarese, uno più verso il padovano, ma polesani siamo, punto e basta. Abbiamo in comune questa caratteristica, il 51 qualcuno se lo ricorda dei più vecchi, e quindi questa è la nostra caratteristica principale, un territorio da salvaguardare. Per quanto riguarda il territorio, appunto, cosa succede? Che la regione, il bilancio della regione è più o meno l'80% in sanità, il 20% tra sociale, territorio e altre cose. Quindi il territorio, qui abbiamo la Giovanna che si occupa di alcune cose in provincia e quindi è addentro ai discorsi più particolari tipo biomasse, agrivoltaico, eccetera, che vorrebbero far piovere qui come se non ci fosse un domani. Allora, la sanità, l'80% della sanità, del bilancio è sanità, qui abbiamo una persona esperta, quindi motivo per cui, avendo amministrato il suo comune, essendo medico tuttora, anche se dicono che non potresti, ma uno è medico per sempre, secondo me. No, ma mi mandano da pagare l'iscrizione loro. Ecco, allora. E quindi diciamo che noi, perché bisogna appoggiarlo? Proprio per questo motivo, perché è competente. Cioè una persona competente in materia sia amministrativa che sanitaria, quindi a maggior ragione, se poi facciamo il paragone con gli altri due candidati alla presidenza, insomma, penso che i veneti possano tranquillamente scegliere, nonostante noi partiamo diciamo da zero, ma abbiamo ancora queste 3 settimane lanciate in cui possiamo fare i numeri, insomma. E dopodiché, per conoscere bene, io sono Giuseppe Padoan, sono laureato in economia e commercio, però cos'è che mi contraddistingue in maniera particolare? Mi contraddistingue la storia della mia famiglia. Allora, la storia della mia famiglia è questa qui. Nel 1920 in Polesine c'erano 60 municipi rossi, poi i socialisti si sono divisi, però erano 60 comuni rossi. Poi è arrivato il fascismo, ma il mio bisnonno era iscritto al Partito Popolare Italiano. Il fascismo ha chiuso tutti i partiti e per andare a prendere il pane dovevi avere la tessera del pane.
Quindi uno dei figli di mio nonno voleva farsi la tessera del fascio e il mio bisnonno ha detto no, tu qua non ti fai la tessera, nessuno si farà la tessera, e quindi nessuno si è fatto la tessera del pane o la tessera del fascio, che dir si voglia, perché il mio bisnonno ha detto qui nessuno andrà più a prendere il pane con la tessera perché facciamo il forno. Quindi ha fatto il forno e con il forno faceva il pane, e quindi praticamente in quella borgata lì in cui c'era la maggior parte di persone erano socialisti, nessuno dei socialisti si è fatto la tessera del fascio. E questo perché ve lo dico, al di là del fascio che poteva anche essere un altro regime eccetera, questo io l'ho ricollegato a quando ci hanno messo il Green Pass. Quindi perché ci hanno dato una tessera verde, chiamiamola così, per poter lavorare, per poter andare in tribunale, per poter andare in posta. Quindi lì mi è venuta in mente la storia di mio nonno che me la raccontava, e da lì insomma di strada ne abbiamo fatta insomma fino adesso, ecco. Poi io ho fatto politica fino al 2014, ho sempre fatto volontariato anche adesso, anche quando ci voleva il Green Pass. Io il Green Pass me l'hanno chiesto per fare volontariato, a quel punto ho detto stop, io con voi non lo faccio da un'altra parte, e sono sempre andato avanti lo stesso. Ma la cosa che mi ha fatto tornare diciamo in politica è stato il primo DPCM di Conte, non è stato certo il Green Pass, è stato il primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Conte che ci negava la libertà di movimento. Lì ho detto ma è possibile che un Presidente del Consiglio faccia un decreto che è illegale e anticostituzionale, che se io avessi proposto una cosa del genere all'università mi avrebbero bocciato? È possibile, è possibile. Quindi siamo governati da della gente incapace, ok? Perché ancora lo vediamo in televisione, questo qua, insieme agli altri complici, perché sono complici, non c'è niente da fare. E quindi io sono ritornato a fare politica, ho cercato tra tutti i movimenti che c'erano quello che aveva lo statuto migliore, e nel 2021 mi sono iscritto a 3B, Verità Libertà. Poi quest'inverno siamo andati ad alcune riunioni qua con Riccardo e alcuni di voi che erano qui presenti. Noi abbiamo fatto il nostro comunicato perché non volevamo mettere il nostro simbolo da nessuna parte, non doveva essere accostato da nessuna parte, quindi senza simbolo, appoggiare in toto e per tutto lui. Resistere Veneto, Riccardo Zunski, che poi è qui, Zunski, Resistere Veneto, che volevano ricusarci il simbolo, ma come si fa, dai? Ci hanno provato. Perché hanno detto che il cognome era confondibile. E dopo l'altra volta l'Eminara ha fatto un grande appello alle firme, e quindi le firme poi sono venute grazie soprattutto all'apporto di persone che sono venute dalla provincia di Venezia, dalla provincia di Padova, dalla provincia di Vicenza e di Verona, e qualcuno anche da Treviso, e ci hanno dato una mano a raggiungere l'obiettivo che in cuor mio sapevo che potevamo raggiungere, perché questa qui è la mia sesta raccolta firme in 4 anni che faccio, però è stata la più difficile di tutte in assoluto, perché qua il Polesine non è che abbia risposto. E allora facciamo in modo, quando usciamo da qui, facciamo in modo che le persone si innamorino di questo simbolo qua. Cioè basta che facciano la croce, diciamo, guardate, ci sarà un bellissimo simbolo nella scheda elettorale, una bella croce qui, se avete le preferenze fate le preferenze, ma l'importante è la croce qui. Per il resto, insomma, adesso lascio la parola a lui e siamo a posto. Grazie.